Sono oltre 7.000 le famiglie in difficoltà che Regione Liguria potrà sostenere grazie al fondo affitti, con cui ha destinato 2 milioni per il pagamento delle locazioni per la morosità incolpevole, ben 200.000 euro rispetto al 2025. Le risorse sono state ripartite tra 23 comuni liguri, tra cui anche i capoluoghi. È Joy, una Labrador che ha aiutato la sua padrona a scoprire una grave malattia, una dei protagonisti del Premio Internazionale Fedeltà del Cane 2026. L'appuntamento che da oltre 60 anni racconta il legame speciale tra uomo e cane attraverso esempi di coraggio e solidarietà. Tra le tante storie di bontà e lealtà raccontate a San Rocco di Camogli, una menzione speciale è andata a Chloe, Ivy, Google, Happy e Lana, i 5 cani del progetto Gimme 5 dell'ospedale Gaslini di Genova. È stato consegnato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di Punta Corvo. La struttura commissariale regionale accelera ora le procedure per arrivare all'avvio del cantiere, previsto nei primi mesi del 2027. Il valore complessivo degli interventi è di circa 2 milioni di euro, interamente finanziati dalla Regione Liguria, nell'ambito della programmazione delle risorse nazionali destinate al dissesto idrogeologico. Via libera da Regione Liguria il nuovo bando che consentirà di coprire i maggiori costi di produzione sostenuti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura per effetto del conflitto bellico in Medio Oriente. Il bando sarà presto consultabile sul portale www.agriligurianet.it e le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre 2026. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.